Luca Eramestri, il processo ai kosovari arrestati l'anno scorso con l'accusa di aver progettato un attentato a Rialto. I legali chiedono il rito abbreviato. Ad una settimana dal massacro di Cison di Valmarino è ancora buio sull'autore del feroce duplice delitto. In paese serpeggia la paura per un assassino ancora in libertà. Giornata nera sull'autostrada A4, in 6 ore si sono schiantati ben 11 tir, nessuna vittima fortunatamente, ma traffico in tilt. Scandalo orge in canonica, il padovano Don Andrea Contin ridotto allo stato laicale, il provvedimento comunicato dal vescovo Cipolla. Sottraeva le tessere bancomat degli anziani ricoverati in una struttura di assistenza di Padova e rubava i loro soldi, infermiera arrestata. 8 marzo di lotte e di memoria per le donne, a Venezia corteo per dire no alla violenza e lanciare un messaggio alla politica. Recuperato in casa di un facoltoso trevigiano un prezioso quadro del Cinquecento rubato. L'uomo ignaro della provenienza illecita ha perso quasi €1.000.000 pagato per acquistare l'opera. Processo alla vecchia questa sera per la diretta per raccontarvi con immagini e voci il tradizionale processo da Ponte Dante a Treviso. Buonasera, ben trovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli. In apertura il rito abbreviato ai 3 kosovari che a marzo dell'anno scorso sono stati arrestati perché progettavano un attentato a Venezia in quella di Rialto. Allora tutti i particolari nel nostro primo servizio. Tutti gli imputati hanno fatto la richiesta rituale di emissione del rito abbreviato che è stata disposta, accolta dal giudice. L'udienza inizierà per la discussione dell'abbreviato il prossimo 17 aprile. Ci sarà, secondo le indicazioni delle nostre richieste, anche spazio per l'interrogatorio di tutti gli imputati e poi, se necessario, per l'audizione in aula delle parti, delle intercettazioni o comunque per la valorizzazione del contenuto di alcune di esse. Rito abbreviato dunque per i 3 giovani di nazionalità kosovara arrestati lo scorso marzo dopo il blitz congiunto di polizia e carabinieri con l'accusa di aver progettato un attentato a Rialto. La richiesta è stata formulata al giudice dai legali difensori nel corso dell'udienza preliminare che si è svolta nell'aula bunker di Mestre. Il rito abbreviato evita il dibattimento in aula e permette di ottenere lo sconto di 1/3 della pena. Il processo così si caratterizzerà attraverso l'analisi degli elementi raccolti dagli inquirenti nel corso delle indagini preliminari. I 3 che devono rispondere del reato di associazione con finalità di terrorismo sono accusati di far parte di una cellula vicina all'ISIS e di voler progettare un attentato a Venezia. A preoccupare gli investigatori l'ormai nota intercettazione ambientale in cui si sentiva «Con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti monaci ipocriti ci siano qua, ad avere una bomba a Rialto», frase pronunciata secondo gli inquirenti da un quarto componente del gruppo, all'epoca 17enne, condannato lo scorso 31 gennaio in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione, sempre con rito abbreviato, e attualmente in una struttura per minorenni in Sardegna. Si è sempre dichiarato innocente, così come gli altri 3 connazionali, eppure sono ritenuti soggetti molto pericolosi in quanto inseriti in un preciso organigramma criminale avente oggetto l'esaltazione del martirio per la causa islamica. Non sta a me stabilito, comunque, per quello che è il risultato investigativo, direi che non ci sono ragioni per temere della incolumità pubblica, francamente. È un'anticipazione di giudizio che non sta a noi esprimere, eventualmente all'autorità procedente, ma allo stato attuale non ci sono preoccupazioni. E adesso con la cronaca ci spostiamo a Cison di Valmarino, dove ad una settimana dal terribile duplice delitto dei coniugi Nicolasi è ancora buio sull'autore di questa appunto duplice delitto. In paese serpeggia la paura per un assassino ancora in libertà.
Manca l'arma del delitto, manca il movente. L'unica cosa certa ad una settimana esatta dal massacro dei coniugi Nicolasi è che Loris e Anna Maria sono stati uccisi con inaudita ferocia e che l'assassino o gli assassini hanno infierito sul corpo del marito con una decina di coltellate, modalità che induce a pensare che l'omicida fosse mosso da un odio profondo e che probabilmente conoscesse la coppia e la loro abitazione, ipotesi che comunque non esclude le altre, a partire da quella del balordo tossicodipendente che nei giorni precedenti al delitto era stato visto aggirarsi nel borgo di Rolle e, secondo quanto riferito dalla stessa Anna Maria ad un'amica, sarebbe stato sorpreso a dormire nel fienile della casa di via Marzolle ed avrebbe avuto un diverbio con la donna. Dell'uomo gli inquirenti conoscono nome e cognome, lo stanno cercando per interrogarlo, ma di lui si sono perse le tracce proprio dal giorno dell'omicidio, come per primi vi abbiamo raccontato. Le segnalazioni sulla presenza di questo individuo si sono moltiplicate, ma per ora resta irreperibile. Altra presenza sospetta segnalata agli inquirenti dai residenti della piccola frazione di Cison di Valmarino, quella di un uomo che faceva l'autostop poco oltre l'abitazione dei coniugi il giorno del massacro, ed ancora un misterioso furgone notato in sosta a poca distanza dalla casa. Tentativo di rapina finito nel sangue? Stupisce però che, se di questo si trattasse, l'omicida non abbia prelevato nulla dalla casa, nemmeno i portafogli delle vittime, per quanto con poco denaro dentro. Vendetta per motivi ancora oscuri di qualcuno che gravita nella cerchia dei rapporti e delle relazioni dei coniugi? Anche questa pista è battuta dagli inquirenti, che stanno continuando a sentire parenti, amici e conoscenti della coppia alla ricerca di un eventuale movente che giustifichi tanta ferocia ancora impossibile da comprendere per i familiari. Si dice non è possibile, non ci si crede. Sentita più volte, la figlia Catiuscia, che viveva con i genitori nel rustico di Rolle, ad ore dovrebbe essere sentito anche l'altro figlio della coppia, Eddie, rientrato dalla Germania dove lavora. Intanto, più passano i giorni, più cresce la paura degli abitanti del borgo, preoccupati dalla presenza di un assassino ancora in libertà. E con la cronaca adesso ci spostiamo lungo la 4, mattinata nera, quella di oggi. Pensate un po', in 4 ore ben 11 i tir che si sono schiantati. Vediamo. Raffica di incidenti tra tir lungo la A4. In 6 ore ne sono stati coinvolti 11. Il primo è stato causato all'alba dalla nebbia. Un rallentamento e almeno 5 tir si sono schiantati nei pressi di Portogruaro. La viabilità è andata in tilt. L'autostrada tra la Tisana e la barriera di Portogruaro, lo svincolo che dalla Tisana porta a Venezia, è stata chiusa per le operazioni di soccorso. Un camionista è stato portato all'ospedale, ma non è in gravi condizioni. Dopo questo schianto, altri 3 si sono tamponati nel senso opposto per rallentamenti provocati dai curiosi. L'autostrada è stata quindi chiusa anche in direzione Trieste, ma il tempestivo arrivo degli operatori ha permesso di riaprirla dopo una decina di minuti. Inevitabili le code tra Portogruaro e la Tisana. Poco dopo le 13, altri 3 mezzi pesanti si sono tamponati nel tratto compreso tra la Tisana e Portogruaro, in prossimità sempre della stazione di servizio Fratta Nord. Ad avere la peggio questa volta il conducente dell'ultimo tir, incastrato nella cabina di guida. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari l'hanno portato in ospedale in serie condizioni. Sul posto anche la polizia stradale di Palmanova. E adesso lo scandalo a luci rosse con le orge in canonica nel Padovano. Don Contin da oggi non è più don, perché non è più sacerdote. Da oggi Andrea Contin, l'ex parroco padovano di Busiago di Campo San Martino, coinvolto nel febbraio del 2017 in uno scandalo a luci rosse e indagato per violenza privata, non è più un sacerdote. La decisione arriva direttamente dal vescovo, Monsignor Claudio Cipolla, che dopo aver informato il diretto interessato lo scorso 3 marzo e il presbiterio diocesano riunito per il ritiro quaresimale questa mattina, ha comunicato che Andrea Contin, questa è la formula esatta, è stato dimesso dallo Stato clericale. Il provvedimento è inappellabile e non soggetto a ricorso e prevede per Andrea Contin la dispensa dagli obblighi del Ministero di Culto e dal celibato, senza per questo che venga meno la possibilità per lui di partecipare alla vita della comunità cristiana. È un momento di sofferenza per tutti, sottolinea Monsignor Cipolla, per Contin e la sua famiglia, per i nostri preti, per le persone coinvolte. Ci vorrà tempo per rimarginare le ferite, per quanti si sono sentiti offesi o sono stati confusi da quanto accaduto, conclude il vescovo, che invita a pregare anche per l'ex sacerdote.
Doveva occuparsi di loro, doveva occuparsi degli anziani, di più, doveva curarli, invece li depredava di tutti i loro soldi. Arrestata insospettabile infermiera. La tenevano d'occhio da un paio di mesi, da quando un anziano aveva denunciato prelievi ingiustificati sul suo conto attraverso la tessera bancomat, e così i carabinieri hanno puntato l'attenzione su quell'infermiera romena di 33 anni, addirittura posizionando delle telecamere nella stanza della casa di riposo che ospita la vittima 77enne. Quando l'hanno vista prendere il bancomat mentre l'anziano dormiva, l'hanno aspettata davanti allo sportello della banca, arrestandola. Lei era convinta di farla franca. Quando l'abbiamo fermata diciamo che non pensava che l'arrestassimo, e quasi in segno di sfida ci ha chiesto appunto se veramente la stessimo arrestando. Secondo i carabinieri la donna è responsabile di 6 prelievi fraudolenti effettuati in pochissimi giorni nel mese di gennaio ai danni dell'anziano 77enne per un totale di 9.500 euro. Le vittime sono svariate, la tecnica utilizzata è stata quella di avvicinarle presso l'ospedale dove erano ricoverate, dove dovevano fare delle cure, e poi riuscire con uno stesso modus operandi a carpire i codici bancomat per poi effettuare dei prelievi fraudolenti. È accusata anche di altri 5 utilizzi di una carta di credito per 2.550 euro ai danni di un suo conoscente marocchino. Inoltre i carabinieri le attribuiscono altri 2 casi denunciati per un ammontare di refurtiva superiore ai 30.000 euro. E adesso con la cronaca ci spostiamo nel Veronese, dove sono state registrate ben 2 aggressioni ai danni di altrettanti autisti di autobus. Gli episodi sono avvenuti sulla linea Verona-Legnago, gestita da ATV, l'azienda di trasporto pubblico, da parte di una banda di ragazzini. Nell'ultimo episodio, il più grave, avvenuto a Bovolone, sempre nel Veronese, l'autista è stato pestato da un gruppo di ragazzini che erano stati invitati ad acquistare il biglietto. A causa dell'accaduto la corsa è stata interrotta e il conducente è finito all'ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento per la frattura del setto nasale. Questo è quanto è avvenuto nel Veronese da parte di una baby gang. E adesso apriamo la pagina della politica. Ieri sera 20:10 il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Jacopo Berti, ha parlato, non solo ha ribadito il no all'alleanza di governo del Movimento 5 Stelle con Lega e PD, ma ha parlato anche dei grillini eletti nonostante fossero rimasti coinvolti nel caso dei mancati rimborsi. Allora sentiamo che cosa ci ha detto. Noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto da alcuni di queste persone la rinuncia alla proclamazione, che quindi vuol dire che rientrano tra gli eletti ma non verranno proclamati parlamentari della Repubblica. Chi invece non ha firmato questa rinuncia... Silvia Benedetti l'ha firmato? Non è dato a me sapere perché sono documenti personali, però è tenuto a Roma dall'ufficio elettorale, per questioni anche di privacy. E nel momento in cui uno non avesse fatto questo, io confido anche nella dignità personale di fare un passo indietro, visto che uno non rappresenta più un partito, un movimento, una forza politica che lo ha eletto. Io sono per il vincolo di mandato. Se non ti riconosci più in questa forza politica, nessun dottore ha mai obbligato nessuno a fare politica o il parlamentare, e te ne torni a casa. Chiaro. Cosa c'è nel futuro di Jacopo Berti? Nel futuro di Jacopo Berti ci sono altri 2 anni di sicuro in Regione Veneto, perché insomma ho avuto la fortuna e il piacere di poter essere eletto come consigliere regionale, però non per forza la politica a tutti i costi, non deve essere una smania e non deve essere neanche il posto, deve essere il tentativo di cambiare le cose e anche di vedere se si riesce veramente a incidere e di dare anche la possibilità a qualcun altro di fare la propria parte. Quindi potrebbe fare altro fra 2 anni? O restare alla Di Battista a fianco al movimento, non candidato? Si fa politica tutti i giorni, io mi impegno tantissimo, io vengo dall'attivismo e quella è fare la vera politica, è mettersi in gioco, risolvere un problema e portare a casa il risultato. Quindi si deve mettere in gioco di nuovo per una nuova legislatura? Ma non necessariamente all'interno delle istituzioni, si fa tantissima politica anche stando fuori, penso ai comitati che hanno combattuto per la questione delle banche piuttosto che la questione della coinquinata dei FAS, mica sono tutti all'interno delle istituzioni, le istituzioni sono una parte della politica. Adesso a Vicenza con un'anziana davvero molto scaltra che è riuscita non soltanto a sventare una truffa ma a far arrestare anche il truffatore. Gli ho detto:
te credevi di essere furbo, io sono stata più furba di te, perché un bel momento l'ho fregato io. Una bella soddisfazione per la signora Attiglia, 93 anni, di Vicenza, che è riuscita a mettere nel sacco il truffatore che aveva tentato di ingannarla col più classico degli espedienti, la telefonata di un sedicente avvocato che avverte l'anziana che il figlio ha avuto un incidente e che per non finire a processo deve pagare in questo caso 6.000 euro. La 93enne però non si fa prendere dal panico, o meglio finge, perché lei di figli maschi non ne ha due femmine. E mi chiede anche a figli, perché io volevo sapere da lui chi era e mi sono dimostrata molto preoccupata, perché dovevo anche far capire che ci cadevo. Ma insomma io dico, ma è mio figlio, perché io voglio vedere mio figlio, facevo un po' di commedia. La telefonata si prolunga, la signora non ha contanti ed ecco che il sedicente avvocato chiede se ha monili preziosi. La signora abilmente inventa di avere collane, orecchini, ma tutto deve essere d'oro, e poi gli chiede addirittura di pesarli. E qui la signora ne approfitta ed entra in gioco la figlia Anna Maria. Quando lei mi ha detto, Anna Maria, sono in atto, mi stanno facendo una truffa, mi hanno telefonato quello lì dell'avvocato, io ho messo giù subito, non preoccuparti che chiamo i carabinieri. Qualche minuto e la trappola viene tesa dai carabinieri che arrivano in borghese, la figlia si finge un'amica, entrano in casa e si nascondono in un'altra stanza. Quando arriva il truffatore, un galoppino e chiedi gioielli, scatta la trappola e le manette ai polsi del napoletano Giuseppe Somma, mentre dai carabinieri arriva un appello. Volevo appunto lanciare un appello a tutte le persone che hanno degli anziani che vivono da soli, di informarli di queste possibili truffe che continuano a mietere vittime. E nessun carabiniere, nessun avvocato si presenterà al telefono chiedendo dei soldi o dei monili in cambio della liberazione del figlio dopo un incidente stradale. Complimenti alla nonna, anzi a questa anziana che molto scaltra, nonna Anna Maria, che potrebbe essere l'emblema di tante donne coraggiose, donne che oggi per l'8 marzo hanno manifestato un po' in tutto il Veneto. Vediamo a Venezia il corteo in rosa con l'appello lanciato dalle donne alla politica. Anche Venezia oggi si unisce alle altre 70 città d'Italia in cui le donne e gli uomini si stanno riprendendo il diritto di parola e di scegliere, di cambiare questa società e questo mondo. Un corteo rosa è partito alle 11 dal Ponte degli Scalzi per prendere parte allo sciopero globale delle donne nella giornata dedicata a loro. Una marcia organizzata da Non Una di Meno, che si batte contro la violenza e la disuguaglianza di genere, a cui hanno preso parte anche uomini, arrivata fino a Campo Santa Margherita con striscioni portate da donne di ogni età. Per urlare che c'è bisogno di un cambiamento strutturale della nostra società e della nostra cultura. Poi un messaggio alla politica, che in questi mesi di campagna elettorale, dicono, non ha mai citato nei vari programmi la violenza contro le donne, senza però riconoscere il carattere sistemico della violenza e senza mai porre realmente in questione i rapporti di potere vigenti. Questa giornata si è dovuta scontrare anche con lo sciopero dei mezzi, definito una motivazione sociale. Le corse a CTV però sono state garantite oltre i servizi minimi. Da Venezia a Padova con le donne vittime di tratta. Alcune di loro si sono rivolte, hanno chiesto aiuto alle associazioni. L'8 marzo è una ricorrenza che offre anche lo spunto per trattare il tema della violenza, o meglio di una sorta di schiavitù. Sono infatti 350 le donne vittime di tratta che ogni anno sono raggiunte dall'associazione Mimosa, o perché chiedono aiuto o perché gli operatori dell'associazione le avvicinano lungo le strade. La maggior parte sono nigeriane, circa 90, una su 6, si è avviata verso un percorso di recupero lungo e doloroso. Sono all'incirca 350 le persone che noi contattiamo in strada all'anno, e di queste circa il 10% chiede aiuto e entra nei programmi di protezione sociale. Spesso queste ragazze vengono avvicinate nei loro paesi e, sfruttando le condizioni di debolezza e fragilità, portate in Italia con il miraggio di un lavoro. A Padova la situazione non è buona rispetto al resto del Veneto, non manca però chi chiede aiuto e denuncia la rete criminale che le sfrutta.
Padova rispetto alla tratta è assolutamente ancora purtroppo centrale, è una città dalla quale emergono molte situazioni di sfruttamento, è un territorio dal quale però ci sono anche persone che chiedono aiuto e sono disposte a collaborare con l'autorità giudiziaria. L'identikit della donna vittima di tratta è ben delineato a Padova. E si tratta soprattutto di giovani donne nigeriane che sono sostanzialmente prive di scolarizzazione, hanno pochissime risorse, vengono attirate con l'inganno, reclutate, trasportate e sfruttate nel nostro territorio. E adesso vi raccontiamo la storia di un quadro milionario ma risultato, ahimè, per il proprietario rubato. Ve lo raccontiamo tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in onda, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Adesso vi raccontiamo la storia di un quadro milionario risultato però rubato, e il quadro era in casa di un facoltoso trevigiano. Vediamo. L'aveva appeso nel salotto di casa, uno dei pezzi più pregiati della sua collezione, del tutto ignaro che quello splendido quadro del Cinquecento, raffigurante la Vergine col Bambino e di Santi Caterina, Giovanni Gualberto e Giovannino, era stato rubato 11 anni fa dalle opere di una casa d'aste veneziana in custodia in seguito al fallimento. Il proprietario, o meglio colui che credeva di esserlo, avendo regolarmente acquistato l'opera del valore di 1 milione di euro, è un facoltoso professionista sessantenne trevigiano, grande appassionato d'arte. Il dipinto ad olio su tela, opera del pittore manierista fiorentino Francesco del Brina, allievo della prestigiosa bottega di Ridolfo del Ghirlandaio, era stata messa in vendita all'asta nel 2007 ed aggiudicata ad un imprenditore di Milano, salvo poi sparire nel nulla quando la casa d'asta è fallita. Da qui è partita l'indagine dei Carabinieri tutela patrimonio culturale. Con un'attività di indagine a ritroso abbiamo individuato, scoperto e denunciato 2 persone per ricettazione, un custode che si occupava proprio dell'inventario di queste opere dopo il fallimento e un'altra persona, e siamo arrivati quindi a Treviso seguendo un'attività investigativa che ci ha consentito di ricostruire tutti i vari passaggi che sono stati effettuati nel corso di questi anni. Ecco quindi che i Carabinieri sono arrivati a casa del facoltoso professionista trevigiano, che penalmente non rischia nulla, salvo vedersi sequestrato il prezioso quadro pagato diverse centinaia di migliaia di euro. L'opera è stata restituita al legittimo proprietario, l'imprenditore di Milano, che per primo l'aveva acquistata all'asta. E adesso iniziamo insieme un viaggio all'insegna della cultura, alla scoperta delle opere dell'artista marosticense Daniele Marcon, in mostra alla Galleria Civica di Bassano. Ha aperto i battenti sabato con un boom di presenze la personale di Daniele Marcon, allestita sino al 16 aprile alla Galleria Civica di Bassano. Opere intense, intimistiche, spirituali, tra linee, geometrie, colori e sfumature che puntano a emozionare il visitatore, prendendolo per mano e toccandogli le corde dello spirito, facendogli guardare i lavori dell'artista marosticense con il cuore e l'esperienza del singolo. Perché ognuno, ponendosi dinanzi alle tele di Marcon, trae un insegnamento, coglie un messaggio, ascolta una melodia, ripercorre con la mente un momento passato. Le opere non hanno titolo volutamente, ci spiega la direttrice dei musei civici Chiara Casarin. Il visitatore si sente subito richiamato a entrare in dialogo con il dipinto e con l'opera e poi immediatamente trovarci qualche cosa di suo. L'assenza del titolo in realtà corrisponde anche all'assenza della forma. L'assenza di indici di rappresentazione ci permette di concentrarci sul colore, e il colore non prevede titolo, e anche se noi volessimo
volessimo dare titoli a questi dipinti potrebbero essere semplicemente delle descrizioni delle scale cromatiche o di luce che trattengono, che respingono questi singoli cromatismi, ma non sarebbe un modo per lasciare libero il visitatore di vedere quello che lui stesso vuole vedere. È un modo per Daniele Marcon di lasciare libera la sua arte, di far sì che il visitatore di questa mostra veda in ciascun dipinto quello che più riconosce. Possono essere gli occhi di qualcuno che ama, possono essere dei paesaggi che ha visto e possono essere anche dei momenti di luce particolari della giornata o delle stagioni. Pronto per il tradizionale processo a Veccia, in scena Ponte Dante a Treviso, un evento giunto alla sua 52esima edizione nella sua forma moderna, organizzato dal gruppo folcloristico Treviso, una festa imperdibile che Antenna 3 seguirà in diretta minuto per minuto dalle 21:15 in prima serata e fino alla conclusione dell'evento attorno alle 22:45. E prima del processo a Veccia, però, come sempre, l'appuntamento con 20:10, politica in primo piano, ospite di Ferdinando Avarino. Questa sera è Alessandro Bisato, segretario del PD Veneto. Ed è tutto per questa edizione regionale. Come sempre, prima di salutarvi, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco sul Friuli. Ma andiamo nel dettaglio della situazione di venerdì 9 marzo. Sul Veneto qualche foschia mattutina tra Padovano e Vicentino, ampio soleggiamento invece sul resto delle province dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 10 e 15 gradi circa. Una lieve instabilità interesserà invece il Friuli Venezia Giulia, qualche debole piovasco sparso infatti sarà possibile sull'Udinese, asciutto e per lo più soleggiato altrove. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile ovunque, tuttavia con cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.